Il Monte Soreli è un ripidissimo ed impervio costone che sovrasta la strada statale 13 tra Portis e Carnia. Il punto di partenza si trova presso la ex osteria Sot-Lamont, passato Venzone e Portis. Attraversata la statale all'altezza dell'ex osteria Sot-Lamont si prende il sentiero che sale verso il Monte Soreli. A quota 1080 si trova l'osservatorio militare. Per motivi tecnici non abbiamo raggiunto la cima, ma ci siamo arrivati vicino. Siamo quasi a primavera ed è una splendida mattina quando partiamo. Alla partenza numerosi sentieri si intersecano tra loro. Prendiamo quello che ci sembra migliore ed è segnato anche da bollini rossi. La prima parte del sentiero non è eccessivamente ripido ed ha una bella esposizione. Lungo il sentiero una vasca d'acqua, prospiciente ad una struttura in pietra. All'interno è stata fatta una parziale ristrutturazione. Probabilmente è utilizzata da cacciatori. Spezziamo un ramo a vostro favore. Ti è fatta? Si malleola. Hola, via la strada. Da questo punto in poi il sentiero si fa piuttosto ripido. Ed ecco che davanti a noi si offre uno spettacolo più unico che raro. Uno stormo di cormorani sta migrando verso nord, passando davanti al Sernio e Grauzaria. Raggiungiamo ben presto i ruderi dell'osservatorio militare, a quota 1080. È un posto veramente unico, da cui i militari potevano vedere i forti di Monte Ercole, del Monte Festa e gli altri osservatori circostanti.
Da questo punto si può vedere molto bene la confluenza del Fella nel tagliamento. Sotto di noi il bunker chiamato Lo Squalo, in mezzo al tagliamento. Proseguiamo lungo la cresta dopo l'osservatorio. Da qui in poi praticamente il sentiero non c'è più. Arriviamo non lontani dalla cima, ma decidiamo comunque di rientrare. Paolo ed io decidiamo di provare un altro sentiero, ma è una labile traccia che si perde verso Tugliezzo. Rientriamo sui nostri passi verso l'osservatorio e lì ci fermiamo per pranzo. La discesa avviene sempre sulla stessa traccia della salita. Siamo già d'accordo con Gianni che ti fasi colà, così fasi in scoop in diretta. No, se lei levano le soldi. Venga come ridi. E comunque tira... Sì, ma... E comunque tira su Gianni. Lascialo lì. Oh, mettendo in salvo. Grazie di averci scelto e seguirci sul nostro canale. Ricordatevi anche di fare l'iscrizione ed attivare la campanella.